Grazie della diretta, siamo qui al campo Ferri di Albignasio con la squadra Under 16 del Calcio Padova, come ogni anno sorridenti per questo appuntamento annuale, natalizio. Guardi, sono tutti felici di essere qui in questa società. Se possiamo provare a chiedere a Galli se vuole dire qualcosa lui di questi suoi primi mesi da giocatore del Calcio Padova, io passerei a lui la linea. Io vengo da Belluno, sono inconvinto, sono qua da 4 mesi e sono contento di questa nuova esperienza. Io farei parlare Samuel Rinaldo, che è stato un po' l'epicentro della vittoria dell'anno scorso. No, in pratica l'anno scorso abbiamo fatto un bel campionato, siamo andati alle final. All'inizio il mister un po' ci diceva che dovevamo sudarci insomma il campionato e lo sapevamo anche noi, però tutta la squadra ha dato il meglio di sé. Allora, il mister dopo la serata diciamo ci ha lasciato liberi fino a mezzanotte. Praticamente dovevamo essere tutti insieme, solo che ci siamo un po' separati ed è successo che tutto è partito da questo ragazzo qua, che, eccolo qui, Sebastiano Semenzato, che in spiaggia, avevamo l'hotel accanto alla spiaggia e ha deciso di fare il bagno, solo che con lui non aveva il costume e allora scocciava troppo salire le scale e andare a prenderlo e dunque ha tolto la maglietta, ha tolto i pantaloni, ha tolto le mutande e ha fatto una bella corsa in acqua e adesso farei parlare lui per quelle che sono state le conseguenze di questo bagno. No, beh, intanto vorrei dire che sono anche stato un po' invitato dal mister a farlo. È stata un'emozione forte, però che si prova poche volte nella vita secondo me. Quindi lo rifarei. Per il momento stiamo facendo bene, credo che da parte della squadra non c'erano tutte queste aspettative di trovarci così in alto a questo punto della stagione e adesso il nostro compito è di restare lì e di fare di tutto per non farci rubare la posizione, ecco. E magari anche di andare più su. Il mister quest'anno ci ha insegnato che uno spogliatoio vincente, sorridente, è anche uno spogliatoio vincente, quindi per ora sta andando tutto bene, siamo contenti, quindi speriamo di continuare a sorridere fino alla fine.